circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Pesca dalla rete. Interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Libertà, buona radio a tutti voi. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi La Pesca, ed eccoci qui con una nuova puntata di Pesca dalla rete, con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Alice Ferraresso. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Donna, mamma, imprenditrice, queste tre parole vicine la rendono orgogliosa della persona che è diventata e di quello che ha creato dopo un lungo e faticoso percorso. È determinata, solare, gentile, le piace stare in mezzo alla gente per imparare a ascoltare le cose meravigliose e arricchenti che le altre persone possono dare: esperienza, punti di vista, riflessioni, cultura e stili di vita. Dopo anni di lavoro dipendente, dopo la nascita del suo secondo figlio, ha capito definitivamente che quella non era la vita che voleva. Così ha creato un posto a sua somiglianza, mettendoci anima e cuore. Il suo centro a Milano, in zona City Life, si avvale di un team di professionisti competenti ed empatici che si prendono cura del benessere della persona a 360 gradi. C'è il nutrizionista, l'osteopata, il fisioterapista, l'ostetrica, lo psicologo, l'insegnante di Pilates e di yoga, e si prendono tutti cura dei loro clienti. È qui con noi oggi Alice Ferraresso, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritto dalla Vanoni stessa, con Amerigo, Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Buongiorno Alice Ferraresso. Buongiorno. Partiamo con questa intervista. Nome? Alice. Cognome? Ferraresso. Città? Milano. Professione? Imprenditrice del benessere. Cosa fa un'imprenditrice del benessere? Allora, io accolgo le persone nel mio centro polifunzionale che si trova a Milano in zona City Life. Le aiuto a prendersi cura di se stessi e del proprio benessere psicofisico e mentale, mettendosi al centro. Lo faccio grazie a dei collaboratori scelti in settori sanitari diversi. Partiamo dalla nutrizione col nostro team di nutrizionisti, passando poi al supporto psicologico e al benessere fisico con i nostri osteopati, fisioterapisti e la parte tutta di yoga e Pilates. Cosa non fa un'imprenditrice del benessere? Ma massaggi shiatsu. È bene chiarire, è esatto. Molto bene chiarire. E non ci occupiamo chiaramente della bellezza dal punto di vista estetico. Molti infatti confondono benessere con bellezza e medicina estetica. Esatto, invece noi ci occupiamo di un benessere profondo che poi si rivela anche nella bellezza esterna. Da quanti anni sei in rete al femminile? 1. Perché sei in rete al femminile? Ho scelto di entrare a far parte di questa rete al femminile perché credo fortemente che grazie al confronto, al dialogo e al supporto reciproco si possa crescere sia come persona che come impresa. Quindi io cercavo stimoli, ispirazioni da persone che possano perfettamente capire le situazioni e le difficoltà che si possono trovare nel mondo dell'imprenditoria femminile, e dall'altra parte a mia volta io sono molto felice e lusingata di dare il mio contributo e raccontare la mia esperienza. Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Da sempre le donne hanno grandi qualità come la resilienza, l'empatia e l'intelligenza emotiva. Sono delle qualità che aiutano le donne nel mondo del lavoro, sia aziendale che professionale, perché le aiutano a gestire situazioni di stress, di cambiamento repentino, e quindi le aiutano a saper lavorare in team, e queste sono qualità che contraddistinguono le professioniste
del mio centro. E con un cambio repentino partiamo con le domande bizzarre. Mare o Vai. montagna? Io sono marina, mi piace la montagna, assolutamente, ma odio il freddo. Infatti mi piace assolutamente sciare, scio, faccio tanti sport invernali, cammino, arrampico, però devo dire che il mare è il massimo. Niente, tra qualche anno le spiagge saranno affollate delle socie di Rete al femminile, perché rispondiamo tutte la stessa cosa. E quindi mare, sole e spiaggia per una vita a piedi nudi. Esattamente, piedi nudi sulla spiaggia, calda, caldino, mare, meraviglioso. Che la montagna ti stressa con tutto quel togli, metti, copri, Mamma. vestiti a cipolla, vabbè, comunque. Poesia o prosa? Poesia ti direi. E la mia preferita è quella di Pablo Neruda, il titolo è "Se saprai starmi vicino", perché mi ricorda un episodio che a me è rimasto nel cuore, cioè quando mi sono sposata la mia migliore amica me l'ha raccontata e era appunto raccontata durante il mio matrimonio, quindi per me è stata, meraviglioso. Vuoi che la rileggiamo? Vai La leggi Luisella. tu? No, la leggi tu. Va bene, dai. Se saprai starmi vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi, in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere, se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia, allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto. Rock o musica classica? Rock, ovviamente. Mi definisco più rock perché a me piace tantissimo ballare, mi piace molto sfogarmi attraverso il ballo e quindi, la musica che mi piace deve essere movimentata, deve farmi ballare. Mi ricordo infatti tantissimo i miei primi concerti a cui sono andata alle medie e son stati quelli dei Red Hot Chili Peppers e i Green Day, bellissimo. Quindi dopo balliamo, visto Sì, che non assolutamente. canti, mi hanno detto che non Esatto. canti, balliamo. Assolutamente. Allora, hai altre canzoni? Una canzone preferita è quella dei Rolling Stone, Amore e sesso, ovviamente molto bella, è Angie, più soft. Mentre invece se andiamo su quelle più rock, Honky Tonky Woman, fantastica. Ma nel tuo lavoro c'è tanto rock? Ovviamente sì, noi siamo tutte donne rock perché siamo delle grandi donne. Fantastico. Cinema o teatro? Cinema, adoro tutto ciò che è un po' smieloso e romantico. Mio marito mi manderà perché mi piace un sacco commuovermi e piangere davanti a un film. Quindi tu sei da fazzolettini di carta tipo Ghost, Fiori Esatto. d'acciaio, Nemiche amiche, questi Esatto, film. Pretty Woman, Mangiapregama. Allora qui però salutiamo anche la grande Giulia Roberts e l'avvisiamo che in studio abbiamo la sua sosia. Grazie Luisella. No, ma sinceramente ti hanno mai detto che ricordi Sì, una mia anche grandissima okay. amica, mi chiama sempre la sua Giulia Roberts. Fantastico. Senti Giulia Roberts, anni 60, 70, 80? 80. Li ho vissuti molto di più ma mi immedesimo anche negli anni 70 perché amo tanto i pantaloni a zampa. Fantastico. Sì, la moda di quegli anni mi piaceva veramente da matti e mi piace anche proprio la musica di quegli anni che ti fa ballare, mi piace il vintage e mi piace andare nei mercatini vintage. E la mia anima vintage ti dà ragione e ti capisce Sì. soprattutto. Colore preferito? Rosso. Segno zodiacale? Pesci ascendente Capricorno. E cosa ci dice di te questo mix Esatto. fantastico? Esplosivo. Esplosivo. Che sono una sognatrice, ma coi piedi per terra. Sì. La mia anima Capricorno mi dà la caratteristica determinata e caparbia. È un bellissimo mix, hai la fortuna veramente di avere 2 segni pazzeschi, veramente Grazie. meravigliosi. Sì. Va bene, la tua citazione preferita? Se sei indeciso se fare o non fare, fai. E anche se sbagli avrai imparato comunque qualcosa. Un'altra bella citazione è "Sii la versione migliore di te stesso" di Douglas Mallock. La leggiamo tutta per Vai. intero? Sii il meglio, se non puoi essere un pino in cima alla collina,
Sii una macchia nella valle, ma sii la migliore, piccola macchia accanto al ruscello. Sii un cespuglio se non puoi essere un albero. Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d'erba e rendi più lieta la strada. Se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico, il persico più vivace del lago. Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche un po' equipaggio, c'è qualcosa per tutti noi qui. Ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli. E quello che devi scegliere tu è lì vicino a te. Se non puoi essere un'autostrada, sii solo un sentiero, se non puoi essere il sole, sii una stella. Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai, sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere. Bellissimo. E questo comunque tu poi lo hai portato molto Sì. anche nel tuo lavoro e questo lo vedremo dopo quando poi entreremo nel vivo delle trattative, come le chiamiamo noi. 3 sostantivi che ti definiscono. Empatica, gentile, accogliente ti direi. E la gentilezza, lo ricordo sempre, perché è uno dei valori diffusi di Rete al Femminile. Ricordo a tutti voi, cari radioascoltatori, che Rete al Femminile è su tutto il territorio italiano. Invito le socie delle altre città a intervenire anche telefonicamente se lo desiderano. Ci farebbe tanto piacere sentire anche le loro voci. Questo microfono è aperto per tutte voi. La cosa più difficile che sai fare? Allora, gestire i figli, il marito, quindi una vita di coppia, la vita imprenditoriale, ho anche un gatto, quindi anche il gatto e il mio tempo, la mia persona. Ma è vero che il gatto, a differenza del cane, che il cane insegna l'amore, il gatto insegna la sopravvivenza, è vero? Soprattutto il mio gatto. Soprattutto il tuo. Allora, un sogno ricorrente. Non ne ho uno. È grave? No, non credo. Mi sembra, se non sbaglio, sia stata Monica Moro a dirci che, un sogno se non hai un sogno ricorrente vuol dire che il subconscio non viene più a sfrucugliarti con cose, no, e lo lasci un po' disoccupato questo subconscio. Ma se mi sono sbagliata, come disse il Papa, mi corrigerete. Io non sfrucuglio il subconscio, lascio lì. E allora vuol dire che stai benissimo con te stessa, ma del resto lei insegna a noi a stare bene, quindi di cosa hai paura? Io ho paura dei piccoli animaletti che si chiamano formiche. Oh mamma mia. Sì. Mi Aspetta, prendono aspetta. in giro anche i miei figli che me li portano e "Mamma guarda una bella formica", io: "Oddio". Ma in genere delle cimici, delle No, formiche le no. formiche, Le ma cimici a me ti fanno un po' schifo sì, invece. quelle Okay, mi anche fanno que schifo, ma me le portano comunque, Oh anche mamma. le Anche il cimici. gatto porta cimici, porta Esatto. tutto, topi, tutto porta. Ma senti, ma hai qualche aneddoto particolare da Sì. raccontarci sulle formiche? Sulle formiche, sì, secondo me la mia fobia è iniziata quando ero alle elementari. Era una giornata in cui sono andata a fare una passeggiata in montagna con i miei nonni e a un certo punto c'era un sentiero stretto, piccolo, piccolo, pieno di formiche, ma bisognava per forza passare da lì No. e io: "No nonna, non voglio". E lei: "Vai, vai Alice, su, passa". E quindi io sono passata per forza e finito questo piccolo sentiero avevo tutte le formiche, Che schifo. sulla schiena. Ma cosa ti voleva Terrificante! insegnare la Ma nonna non con lo questa so. cosa? Non puoi passarci a destra, non puoi passarci a sinistra, ci devi passare in mezzo. E da Alice nel paese delle formiche passiamo ad altro. Allora, se volete prendere contatto con Alice Ferrarese e scoprire il suo centro in zona City Life a Milano, googolate Alice Ferraresso Rete al Femminile Milano e troverete tutti i suoi contatti. Sul tuo sito, invece, elenchi i valori del tuo centro, del tuo lavoro, che sono efficienza, totalità, semplicità, immediatezza e prospettiva. Se tu dovessi dirmi in assoluto quale di questi valori è quello più importante per voi. Ti direi la semplicità, perché secondo me richiama la naturalezza e la trasparenza di una persona e sono caratteristiche che reputo essenziali. E su questo ti ringrazio perché mi hai dato un assist alla Totti e io guardo su nel cielo e con ansia aspetto che la regia mandi la canzone.
Era l'anno 1978, tu Semplicità dei Mattia Barzar. Noi qui in studio ci siamo divertite, anche se non ci avete visto, ma Alice e io abbiamo ballato, perché su queste musiche non si può non ballare. Io vi ricordo il numero per telefonarci: 0292947222, se volete intervenire e fare domande alla nostra ospite. Avremo anche una sorpresa oggi, perché avremo una collega di Alice che ci raggiungerà telefonicamente, la chiameremo tra pochissimo. I tuoi hobby? Io adoro tantissimo fare sport e infatti nasco come ginnasta. Ho sempre fatto ginnastica da tantissimi Per anni, tanti per anni. tanti anni, poi l'ho anche insegnata e dopodiché ho scoperto il mondo dell'arrampicata. Sì. È stato davvero una grande scoperta ed è stato veramente essenziale nella mia vita, perché mi ha insegnato a raggiungere gli obiettivi con piccoli passi, soprattutto partendo, da piccole cose, perché se non fai quelle non si arriva da nessuna parte. E quindi hai capito che a piccoli passi potevi raggiungere alte vette anche nel lavoro? Esattamente. Per me infatti è stato fondamentale arrampicare, quindi non è solo un esercizio fisico, ma è proprio, anche un esercizio mentale. Infatti quando uno arrampica la mente non deve divagare, è lì, concentrata. Quindi è un ottimo esercizio anche di rilassamento, oltre che fisico. Perché più dei muscoli servono i punti di presa, di appoggio, le leve, no, Esatto, nella tua esatto. passione dell'arrampicata. Esatto, serve la tecnica. Raccontaci tutto quello che vuoi dell'arrampicata. Serve tecnica ovviamente, perché, quando si arriva a certi punti molto alti, anche difficili, è lì che entra in gioco la mente e non la forza fisica. Quindi non è una questione di forza bruta, di tirarsi su braccia, no, anzi, se usi questa forza di braccia non ce la puoi fare. Dopo 10 minuti sei distrutto e non si va da nessuna parte. E quindi bisogna invece capire come utilizzare il proprio corpo per fare leva e salire, e poi la propria mente ovviamente. Che è anche una bella metafora, no, dell'approccio alla vita lavorativa, alla vita personale, insomma, no? Assolutamente sì, infatti è molto meditativa l'arrampicata e quando sali, sei da solo ovviamente con te stesso e con il tuo cervello, con i tuoi pensieri e devi prendere delle decisioni anche velocemente e spesso sono anche fondamentali. Però Certo. non sei solo, perché c'è anche la persona sotto che ti deve, reggere, c'è colui che ti fa sicura, come si dice, e quindi, ti devi appoggiare e fidare anche delle altre persone, quindi conti su te stesso assolutamente, ma è molto importante anche l'aiuto delle altre persone. Ed entra in gioco anche un grande senso di responsabilità, perché se Assolutamente, cadi tu, alla fin fine cadono tutti più o meno, no, insomma, assolutamente. ecco. Senti, torniamo alle nostre domande bizzarre. Dove vorresti vivere? Beh, al mare, a piedi nudi, sulla sabbia. Non mi interessa dove, ma su una spiaggia deserta dove tu sei in questa casa, metti il piede fuori dalla porta e tac, tocchi la sabbia. 3 passi, tac, E non tocca c'è il nessuno mare e intorno. non c'è Ma ti nessuno. do un dispiacere, questa tua immagine è molto affollata di socio di Rete al femminile. Praticamente siamo già tutti lì in questa visione, perché, ci piace, niente, abbiamo Eh. questo in comune. Senti, qual è il tuo rapporto con i social? Direi, pessimo. Nel senso che non li ho mai particolarmente amati, non mi sento a mio agio davanti a una telecamera, non riesco a Regia, raccontarmi. spegnete le telecamere allora. Scusa. Esatto. Vabbè dai, si sta No, bene fuori sei dalla bravissima, vai, comfort vai. zone. Comunque so che in realtà sono molto importanti e infatti mi sto facendo supportare dalla nostra collega Fabiola Romano. Che è stata qui recentemente, che Esatto. salutiamo. Vi ricordo che Fabiola Romano è la socia di Rete al Femminile, l'imprenditrice visual che ci ha spiegato che esistono le griglie sul cellulare e non bisogna pulire la lente del cellulare col dito. E Quindi salutiamo la nostra Fabiola. ecco, questa è stata una lezione
molto importante che ha dato subito anche a me, assolutamente. Quindi in realtà lei mi sta supportando, in tutto ciò che è la strategia social, comunicazione, e quindi mi affiderò a un professionista per farlo, perché so che è importante. Va bene, va bene. Questo è anche un po' l'obiettivo di Rete al Femminile, creare proprio una rete di collaborazioni tra le socie, no, le social, le socie. Una testi. Le persone egoiste. Cosa fai quando ti incappi in un egoista? A parte che cerco di non averci a che fare, ma se dovessi trovarlo davanti a me o trovarla davanti a me, cerco di seguire il consiglio che mi ha sempre dato mia nonna. Quindi, se hai davanti una persona egoista, cerca di mostrarti gentile, generosa, in modo tale che, cerchi di insegnare all'altra persona che cos'è e che effetti ha la generosità. Anch'io credo molto nel valore della gentilezza, ma talvolta ne vediamo anche una sorta di falsificazione. C'è una gentilezza imitata, usata, abusata, che non principia da un animo gentile, ma da una strategia di adulazione, di manipolazione. Quindi sono un po' più affascinata dalla generosità, rispetto alla gentilezza. La gentilezza, nel senso, la gentilezza pura, ovvio che mi affascina, ma quando la gentilezza diventa artificio, allora, non è, così pura, non è un valore sincero. Nella mia continua ricerca alberoniana ho ritrovato un articolo che a me piace molto e che spiega proprio questo concetto. Si intitola "Lo straordinario potere della gentilezza". La gentilezza ha un potere che esce dall'ordinario quando nasce dalla generosità. È un articolo del Corriere della Sera del 12 dicembre 2005. Noi non ci rendiamo conto dello straordinario potere della gentilezza. Non parlo della gentilezza finta, ipocrita e mielosa per trarti in inganno, parlo della gentilezza che nasce da un animo generoso e che si traduce in azioni generose, in fatti concreti. Non è gentile il buonista che dice di sì e poi non fa nulla, ma chi ti guarda limpido negli occhi e poi, se può farlo, ti aiuta concretamente. La vera gentilezza è l'espressione di un animo forte e generoso, nasce dalla sicurezza nella giustizia, nella propria causa e dalla simpatia. Solo se sei sincero dentro, crei sincerità al di fuori. Solo se sei convinto dentro, crei convinzione fuori. Solo se sei puro dentro, crei purezza fuori. La gentilezza, che nasce da una limpida disposizione interiore, disarma, fa cadere le resistenze, i pregiudizi e apre porte che altrimenti resterebbero chiuse. E come sempre il professor Alberoni ha detto tutto e molto bene e io lo condivido sempre. Una cosa che ami. Ehm, Mangiare la pizza e bere la birra in compagnia di mio marito e dei miei figli. Anche a me piace la birra, la Sì. birra. Senti, qui devi dare veramente il massimo, perché poi abbiamo uno stacchetto dalla regia. Cosa ti fa ridere? Mi fanno ridere i miei figli quando vengono da me. Già ride, quindi noi ci crediamo. E mi fanno le loro facce buffe perché sanno che io riderò. È vero? Sì. Poi fanno ridere anche le scene dei vecchi S film. sì, dei vecchi film mi fanno piangere. Mi fa ridere, mi piace tantissimo ridere quando immaginati la scena a cena con le vecchie amiche di Mh-mh. una vita Mh. e si ricordano delle scene dei vecchi tempi, quando eri al liceo e facevi un po' di sciocchezze, diciamo così, e quindi si tirano fuori aneddoti davvero divertenti. Io ve lo dico, guardate che non è la prima che dice che ride, insieme alle amiche dei vecchi amori, e quindi vai con la risata. Adesso vi lasciamo per qualche minuto di pausa. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Nella tua biografia sul sito del tuo centro di City Life a Milano parli di specializzazione, salute, psicofisica, accoglienza, supporto, empatia, professionalità. Ci racconti il tuo lavoro? Assolutamente. Io accolgo le persone nel mio centro, le accolgo perché secondo me la cosa principale è far sentire a loro agio, le voglio far sentire a casa, ma soprattutto cerco di fargli capire l'importanza di prendersi cura di se stessi e quindi di essere la propria priorità, cioè voi siete la priorità di voi stessi. Di, cerco anche di fargli capire che è una cosa molto coraggiosa il prendere la decisione di prendersi cura di se stessi. Fare il primo passo molto spesso non è facile. No. Ma è un gesto estremamente coraggioso e va valorizzato. Voi vi state facendo un regalo nel momento in cui decidete di prendervi cura di voi stessi, che sia andare dalla nutrizionista, che sia andare dall'osteopata perché avete qualche dolore. Vuol dire migliorare la vostra vita e vi state facendo un regalo perché migliorate la vostra e quelli delle persone che vi stanno accanto. Certo, ma senti, il tuo obiettivo infatti perché tu parti in realtà da un grosso da un'esigenza ti sei resa conto che avevi bisogno di un cambiamento, poi l'esigenza del cambiamento, eccetera, e proprio il tuo obiettivo era creare uno spazio dedicato non solo alle neomamme in difficoltà, ma a promuovere il benessere e la salute di tutti. Raccontaci, se vuoi, brevissimamente, perché poi abbiamo la tua collega, La mia socia, la tua certo. socia, chiedo scusa, che è la dottoressa. Virginia Pini, che è la nutrizionista. Perfetto. Allora, raccontaci se vuoi da dove nasce questa tua intuizione. Allora, nasce nel 2020 dopo la nascita del mio secondo figlio Lorenzo, momento di estrema difficoltà, emotiva, organizzativa, Covid e quant'altro. Avevo bisogno di, tante figure professionali, avevo bisogno della nutrizionista, dell'osteopata, di fare sport, ma non li trovavo a Milano. Uno era da una parte, uno era da un'altra, non avevo più voglia di trotterellare in giro, anche perché perdevo un sacco di tempo. Avevo bisogno di un punto di riferimento che mi accogliesse, mi facesse sentire bene e si facesse carico un po' delle mie fatiche. Non l'ho trovato e quindi ne ho creato uno a mia immagine e somiglianza. E Certo. quindi è stata questa l'inizio. Se cerchi una cosa e non la trovi, Esatto. disegnatela. Esattamente. Così la troverai. Abbiamo già in linea la dottoressa? No, non ancora. Secondo me possiamo iniziare a chiamarla, perché vedo che siamo un po' lunghe e non vorrei che ci sfumasse, quindi poi non parliamo con lei e ci dispiacerebbe tantissimo non parlare Assolutamente. con lei. Vediamo un po'. Allora, aspetta, allora facciamo un gioco con le parole, visto che noi non possiamo ovviamente, promuovere il centro eccetera, ma parlare del tuo No. lavoro. Dimmi però un sinonimo o se vuoi la traduzione del nome del tuo centro, così capiamo da dove, no, nasce il lavoro di questo centro. Vi do un indizio, è una parola greca, quindi chi ha fatto il liceo classico, mi raccomando, riprenda la mente e i ricordi. È una parola greca che significa amore.
E il tuo centro infatti è proprio un circolo virtuoso d'amore, Esatto. perché la persona si prende cura di se stessa e inizia ad amare grazie all'amorevolezza che voi mettete nel vostro lavoro. Quindi Esatto. create questo centro di benessere che si basa sull'amore. Abbiamo in linea la dottoressa Virginia Pini. Buongiorno e ben arrivata, buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Grazie a lei. Ciao Virgi. L'ha salutata, la sente. Senta, siccome siamo andate un po' lunghe, dobbiamo tagliare un po' l'intervista, arriviamo un attimo ai consigli che ci vorrà dare. Ma prima, se attende ancora un attimo, io direi che la regia a questo punto può partire con la sigla della nostra Mission Impossible. Mi attende in linea, arriviamo Va subito. bene, perfetto. Eccoci qua con la dottoressa Virginia Pini, nutrizionista del centro socia del centro di Alice Ferraresso. Buongiorno dottoressa, benvenuta a Pesca dalla Rete. La ringraziamo per essersi collegata con noi e le chiediamo di darci i 3 consigli per gli ascoltatori della nostra radio. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, buongiorno. Darò 3 consigli semplici, molto veloci, anche molto utili nella quotidianità. Il primo riguarda l'idratazione. Spesso sentiamo dire che è importante bere 2 litri d'acqua al giorno, ma nessuno ci spiega mai realmente il perché, e quindi oggi volevo spiegarvelo. Sicuramente l'acqua stimola moltissimo il nostro metabolismo, quindi lo velocizza, per cui tutte quelle persone che parlano di metabolismo bloccato spesso è perché sono disidratate, perché tutti i processi metabolici del nostro corpo avvengono appunto in presenza di acqua. Oltre a questo ci dà anche un senso di avere molta più energia nella giornata, appunto sempre collegato ai processi metabolici, e infine riduce moltissimo tutti quei mal di testa fastidiosi che spesso ci accompagnano nelle nostre giornate, perché bere acqua rende il sangue meno viscoso, quindi più fluido, per cui riduce il mal di testa. Per cui il primo consiglio che do è bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua o di bevande senza zucchero al giorno. Posso farle una domanda? Certo. Dottoressa? Ma perché è molto più facile, a parte il caldo, ok, ma io per esempio percepisco un'enorme difficoltà a bere 1,5 litri di acqua al giorno durante l'inverno. Cosa posso fare per ovviare a questo problema? Tè o tisane calde, l'importante è che siano senza zucchero, però Ok. magari bevande calde, oppure anche tagliare della frutta dentro l'acqua per dare dei sapori un pochino diversi. Magari uno riesce a bere più volentieri. Interessante, grazie, bellissimo consiglio, la ringrazio tantissimo. Ci mancherebbe. Prego, vada avanti. Il secondo, che è una domanda molto frequente che sento in studio in questi giorni, è se dopo le vacanze o comunque per riuscire a perdere peso bisogna togliere i carboidrati. Questo è uno dei luoghi comuni più falsi, nel senso che i carboidrati sono la nostra fonte energetica primaria, quindi sono fondamentali per il nostro organismo e, salvo indicazioni mediche in cui viene prescritto proprio di togliere i carboidrati come modalità terapeutica, per una persona sana è fondamentale che i carboidrati rappresentino almeno il 50% del suo fabbisogno energetico quotidiano. Quindi sicuramente non bisogna abbondarne, perché i carboidrati in eccesso vengono sicuramente stoccati sotto forma di grasso, ma non bisogna neanche stare troppo indietro, perché quando andiamo a ridurli troppo andiamo anche ad aumentare quella che è l'infiammazione del corpo, con conseguente ritenzione idrica e cellulite, di cui poi noi donne siamo spesso soggette e combattiamo sempre, soprattutto in vista dell'estate. Per cui è assolutamente fondamentale inserire una fonte di carboidrato meglio integrale, salvo problemi intestinali, ma questi sono casi specifici, sia a colazione che a pranzo che a cena. Caspita, interessantissimo. Quindi sdoganiamo la pappa al pomodoro. Esatto, assolutamente sì. Viva la pappa al pomodoro. Benissimo. Ha un altro consiglio per i nostri radioascoltatori? Assolutamente, sulla questione proteine. Ultimamente ai supermercati vedo tantissimi prodotti proteici e sta un po' passando il messaggio che proteico uguale sano. Sicuramente ognuno di noi ha bisogno di una quota di proteine giornaliera, perché le proteine hanno una funzione strutturale, quindi ci strutturano principalmente il muscolo e la massa magra. Però anche in questo caso, quando andiamo ad assumere un eccesso di proteine, comunque il nostro corpo le va a stoccare sotto forma di grasso, per cui anche un eccesso di proteine può portare ad ingrassare. Mentre tantissime persone oggi sono convinte che proteico uguale sano, uguale mi fa dimagrire, e quindi c'è un po' un abuso e un consumo di proteine a favore di carboidrati o grassi.
per cui sicuramente anche le proteine vanno integrate nella quotidianità, però mi limiterei a una porzione a pranzo, una porzione a cena e volendo una porzione a colazione senza abusare. Certo. E non è necessario comprare tutti i prodotti ai pro perché quello è molto marketing, che ora sta andando molto di moda. Ah, ecco, benissimo. Senta, ma ci liberi dalle colpe, per favore. Ci dica che ogni tanto possiamo concederci qualche schifezzina, qualche dolce alla sera, possiamo gratificarci delle volte col cibo. Ci dica di sì, la prego. Assolutamente, io addirittura nei miei piani alimentari do un numero di golosità, che sono i bonus settimanali che ognuno ha e si può giocare un po' come vuole. L'adoro. Alla fine tutte abbiamo le giornate in cui siamo disperate. Esatto. E la voglia di cioccolato c'è, la voglia di... Ma vero? Assolutamente sì. Adoro. Quindi in uno stile di vita sano e equilibrato è fondamentale che ci siano anche queste cose. Quindi Sdoganiamo pure questa cosa qui, assolutamente. Quindi non togliamo la nostra dolcezza. No, assolutamente mai. Grazie. Alice, parla anche tu con la... Golosa, io sono golosissima. Parla con la dottoressa, vi prego, perché è bellissimo ascoltarvi. Andate avanti veramente voi, dai. Raccontateci ancora qualcos'altro, perché io avrei altre domande da fare ad Alice, sinceramente, però è così bello ascoltarvi che fai una domanda alla dottoressa. Ma se io odiassi fare 1000 diete o avessi provato a farne tante nella mia vita e sono sconfortata dall'andare da una nutrizionista, cosa mi diresti? Ma allora direi che un po' capisco perché purtroppo tantissimi colleghi, ma anche un po' per quello che ci viene insegnato in università e nei vari studi che facciamo, tendono a dare delle diete un po' asettiche, quindi poco personalizzate, in cui seguono sicuramente le linee guida di una sana alimentazione, quindi sono sicuramente equilibrate, però spesso non vengono costruite proprio su misura, quindi non si tiene conto dell'attacco di fame che spesso capita prima di cena mentre cuciniamo, dove tendiamo ad aprire il frigo e spiluccare, piuttosto che se ci viene fame abbiamo più fame a pranzo, più fame a cena, quindi sicuramente quello che consiglio è cercare una figura di riferimento che costruisca proprio un piano alimentare in base alle tue abitudini, in modo tale che tu lo possa sì seguire adesso con un obiettivo che sia di dimagrimento, di qualsiasi altra specie, ma che poi tu possa portare per tutta la vita, perché tu possa integrarlo proprio come stile di vita. Quindi sicuramente questo sarà l'ultima dieta della mia vita, in sostanza. Io non ne voglio fare altre. Non spendiamo più soldi, Esatto. per tutte a mangiare. Ma Così ce lo portiamo per sempre e riusciamo anche a insegnarlo poi ai figli, perché poi parte è importante anche lì. C'è un aspetto molto importante del vostro lavoro, che è il fatto che lavorando in team voi proprio accogliete il cliente e lo fate sentire proprio sostenuto a 360 gradi, perché ne parlavo con Alice giorni fa e anche lei diceva sì, che una volta si era trovata proprio nella situazione, no, di dover andare dal nutrizionista da una parte, dall'osteopata dall'altra, eccetera, eccetera. Invece voi fate questo lavoro insieme in modo coordinato, perché gli specialisti si parlano tra di loro e insieme sostengono il cliente nella totalità del problema. E questo non è, questo secondo me è un valore aggiunto che non tutti danno, perché appunto ci sono centri nutrizionista da una parte, eccetera, eccetera. Ma non solo, non solo. Voi non fate sentire, le domande glielo fate apposta prima, perché voi non fate sentire in colpa le persone per i loro problemi, No. ok? E quindi anzi, le fate sentire proprio della serie, guarda che anche io faccio questi errori, guarda che è umano farli, guarda che noi siamo qua insieme per aiutarti a risolvere questi problemi. Questo è bellissimo. Assolutamente. Perché non ti fa sentire in colpa, No. hai capito? No, Io no. sono una di quelle che speluca prima di... No, scusi, non l'ho sentita, mi scusi. Che sarebbe una bugia non dire che anche noi facciamo Esatto. quelle cose. No, perché tu delle volte vai da nutrizionista, te lo trovi di iperpalestrato e già tu ti senti una schifezza umana, no? Vedi questo mazzo di muscoli tutto tirato. Comunque va da McDonald's e comunque se esce con gli amici la pizza, la birra, il dolce se lo mangia, quindi comunque alla fine sdoganiamo anche questo. Ecco, sdoganiamo tutto, Esatto. ma io sarei un'altra mezz'ora a parlare con lei. Se vuoi raccontarci qualcos'altro ce lo racconti. Tu Alice poi torni un'altra volta. Certo, ovviamente. No, un'altra cosa che mi hanno supportato, perché questo capita a me come è capitato a me
come può capitare a tantissime altre persone, arrivavo a casa la sera, aprivo il frigo: "No, che cosa faccio a cena? Che palle, non ho niente e devo far da mangiare per me, per mio marito, per i miei figli che, non posso mica dargli la pasta in bianco, eh. Questi bambini hanno 6 e 5 anni, devono crescere." Devo mangiare. Allora sono andata da Virgi: "Ti prego Virgi, fammi, non so, un piano alimentare che vada bene per tutti, perché io non è che posso fare No, io che, certo, non mi piace questa cosa, per cui no, non la faccio. Mio certo. marito che torna a casa dallo sport e ha una fame atavica. I miei figli che devono crescere, quindi devo dargli da mangiare qualcosa di sano ed equilibrato e non mi devo sentire una madre degenere a dargli Esatto. niente. E quindi Virginia mi ha aiutato tantissimo a fare un piano alimentare che sia sostenibile nel tempo e ad hoc per me, per la mia famiglia, per le mie esigenze. Le mie esigenze, per esempio, è non solo far da mangiare alla sera per 4 persone, ma è anche il giorno dopo che io sono fuori al lavoro e devo portarmi la schiscetta. Certo. Non voglio mangiar fuori sempre. Confessateci tutte e 2 un peccato. È vero che anche voi ditemi di sì, vi prego. Avete il sacchettino delle cose surgelate nel frigor? Nel freezer? Assolutamente sì, è Vai, fondamentale. Vai. ma è Lo un fa s benissimo. è un salva cene, salva pranzi, Sì. assolutamente. Quindi Poi non s adesso hanno fatto anche dei sacchetti che chiamano leggerezza, che in realtà contengono solo verdure, è per cui vero. risolvono tantissimo la vita nella preparazione, che le verdure, diciamocelo, tagliarle, pulirle è un lavoro, quindi se ci facciamo aiutare dal surgelato, perché no, alla fine la qualità c'è, quindi assolutamente sì. Regia, quanti minuti abbiamo ancora? 10 minuti, 10 minuti. Ancora un intervento della nostra dottoressa Virginia Pini, poi la salutiamo che proseguiamo con le domande bizzarre per la nostra Alice. Ci dica l'ultimo grande segreto che dobbiamo sapere. Ah, urca, il quarto non l'avevo preparato. In fondo è chiaro, noi viviamo per questo, diceva la Esatto. canzone. Allora, mi viene così, il primo che mi viene, che è poi un po' il mantra del mio modo di insegnare a mangiare. Sono una grandissima fan del piatto sano, ovvero io insegno che ad ogni pasto principale, quindi principalmente pranzo e cena, bisogna sempre avere un po' tutti i macronutrienti, quindi bisogna sempre avere una fonte di carboidrato, quindi o pasta o pane o riso, patate, eccetera, una proteina o carne o pesce, uova, legumi o formaggi, una fonte di verdura e una fonte di grasso, che di solito è l'olio extravergine. In questo modo do sempre al mio corpo tutti i nutrienti di cui lui potrebbe avere bisogno in quel momento e mi garantisce sicuramente di avere meno attacchi di fame e di riuscire a prolungare anche un po' più tempo fino all'ora del prossimo pasto. E a livello anche energetico mi aiuta molto, oltre che tenere la glicemia molto più controllata. Quindi mi sento di darvi questo come consiglio finale. Io la ringrazio infinitamente, mi raccomando, stasera quando preparate la cena pensate e ricordate i consigli della dottoressa Virginia Pini, nutrizionista del centro e socia del centro di Alice Ferraresso, un centro che è a Milano in zona City Life. Trovate tutti i contatti di Alice Ferraresso e del centro su Rete al Femminile Milano, oppure googolate Alice Ferraresso e trovate tutto. Esatto. Va bene, grazie dottoressa, è stata gentilissima. Grazie mille a voi. La Grazie, saluto, a Virgi. presto, Buona grazie. continuazione. Grazie. Allora, parlaci di un imprenditore visionario che ti ha ispirata. Vai. Mi ha ispirata un imprenditore che si chiama Guido Berardinelli e lui è partito da zero e ha creato un impero davvero. È diventato il leader nel suo settore, è partito da poco e, il suo mantra era sempre, affidatevi alle persone, credete nelle persone, perché sono loro che vi daranno veramente tanta, soddisfazione. È partito da poco, veramente da poco e lui mi ha detto: "Tu festeggia ogni piccolo sforzo". Quindi mi ha detto: "Io sai cosa facevo? Ogni piccolo obiettivo io lo festeggiavo ed ero contento di andare a prendere ad esempio un gelato quando, avevo raggiunto qualcosa di bello e di interessante per il mio business". Ed è diventato un visionario, lo è sempre stato e quindi quando ho deciso di partire
con il mio centro, gli ho chiesto per favore se mi poteva aiutare, dimmi come hai fatto a costruire tutto questo. E lui mi sono affidata totalmente alla sua esperienza e mi ha veramente tanto ispirato, soprattutto a gestire un team di persone, perché i nostri sono professionisti e devono essere gestiti per creare un team di fiducia che si fidi l'uno dell'altro e che siano veramente collaboratori e collaborino davvero con valore tra di loro. Grazie. Hai un mentore invece, un maestro che ti ha illuminata? Mi ha aiutato anche tantissimo, una coach, una formatrice, si chiama Roberta Giorgi, mi ha aiutato, soprattutto nella parte business, mi ha guidato in un percorso anche personale molto importante e mi ha aiutato a crescere come imprenditrice. Mi ha aiutata a superare dei momenti di estrema difficoltà come l'essere e il sentirmi da sola, perché io arrivo da un mondo aziendale dove in ufficio non ero sola, c'erano tutte le mie colleghe, quindi se avevo dei problemi alzavo la mano e dicevo: "Ma senti tu cosa ne pensi? Aiutami." Ecco, nel momento in cui diventi imprenditrice tutto ciò non accade e quindi ho dovuto, confrontarmi con la mia solitudine e lei mi ha aiutato davvero tanto e mi ha dato proprio uno sprint per superare questa difficoltà e continuare a crescere. Va bene, senti, adesso ti devo fare una domanda. Vai. Tra tutti i consigli che hai dato ce n'è uno, no, avremo bisogno della nutrizionista, perché sto per chiederti qual è la ricetta di donna di Alice Ferraresso Mh. per i radioascoltatori di Radio Libertà. La ricetta di donna. La ricetta di donna che vi do oggi è: accetta le tue sfide. Cioè non c'è una formula magica che tu dici abracadabra, però, devi accettare le tue sfide, non si pa come ho fatto un po' con le formiche, non si passa sopra, non si passa sotto, devi passarci in mezzo. Devi riempirti, sporcarti le mani, come si suol dire, proprio Assolutamente. nell'accezione pulita della questione però ovviamente. Devi proprio, no, andare proprio a Esatto, plasmare la tua materia animica, proprio devi proprio entrare dentro, scavare nel profondo, eccetera. e solo così puoi farcela. Non bisogna cercare di somigliare alla versione di noi che vorrebbero gli altri, dobbiamo essere autentici, no, cercare il nostro obiettivo, insomma il nostro focus. Ma senti, ma cioè E fate quello che vi piace, mi raccomando. Cioè questo capito? fondamentale. Capitelo, perché anche questo è un grande passo, Cioè non capire castratevi da soli, esatto. sostanzialmente, no, è questo, cioè sia giusto? Esatto, prima capitelo e poi vai, perseguitelo. Perché poi guardate, attenzione, che non è che loro fanno dei miracoli nel loro No, centro, loro semplicemente vi restituiscono la vostra versione migliore, che tra l'altro siete già voi, è solo esatto, che voi non lo sapete. Detto in esatto. parole povere, no, Bravissima. vero? Tiriamo Ecco. fuori la vostra versione migliore di voi stessi, assolutamente, e vi aiutiamo a crederci, perché è fondamentale che siate voi i primi a credere alla vostra versione migliore. È un po' come la poesia, no, che scavando, scavando, scavando fa un po' quella trivella la poesia, scavando, scavando tira fuori, no, loro vi aiutano proprio a tirare fuori il benessere, no, perché voi magari delle volte pensate di stare bene, ma non state bene e quindi ve ne accorgete poi dopo e dite: "Caspita, ma era così facile. Eh, Caspita, ma, non è stato difficile." In realtà quello che è difficile è sempre il primo passo da fare. Per il resto invece eh, po siamo esatto, già meravigliosi, come dicevi assolutamente. tu, siamo già tutti luminosi, Esa eccetera, eccetera. Vi tiriamo fuori il bello che avete dentro. Ah, ecco un'altra cosa, domandavo, no, giorni fa ad Alice se fossero più gli uomini o le Ah donne, sì? no, i clienti Sì. del suo centro. E mi ha risposto in modo, fantastico, dice: "Per alcune cose gli uomini, per altre le donne", no? Le donne. Noi siamo in una società in cui siamo bombardati da perfezionismo, dobbiamo essere performanti, perfette, quindi siamo messe sotto stress, abbiamo un carico pazzesco sociale, a un certo punto sbam, scoppiamo, Sbam! cioè non ce la facciamo più e cosa ci chiediamo? No, attenzione, ma io non sono così.
cerchiamo di capire come sono veramente e mi devo accettare per quello che sono, perché Certo. vado bene così, sono bella così. Le mie rughe sono meravigliose, vanno bene, cioè sono bella No, perché ce le ho. scusate, le sue, le mie, perché non le ha, quindi è facile parlare così. Le mie rughe sono belle, me le tengo, ci ho impiegato gli anni a farmele venire, però Esatto. ha ragione. Siccome non siamo tutti "Hi guys", ecco allora Esatto. accettatevi per quello che siete, perché siete meravigliosi, siamo Esatto. tutti meravigliosi, ma la regia mi dice che il nostro tempo sta per finire. Quindi vuoi dire l'ultimissima cosa? Ogni tanto arrivano gli uomini, Le dal nutrizionista dai. tendenzialmente, ecco, difficilmente vengono a fare yoga e Pilates, anche se diciamocelo, Signori, su, non siate eh, timidi. A cosa fa bene? vi fa benissimo, elasticità, siete rigidi come dei tronchi. Su, via, ve la ricordate la pubblicità? E la pancia non c'è più, e la pancia non c'è più. Andate a fare Pilates nel centro della Esatto. nostra Alice. Allora io vi auguro un buon pomeriggio, buona radio a tutti voi, cari radioascoltatori. Saluto e ringrazio Alice Ferraresso e Virginia Pini, che è intervenuta telefonicamente. Grazie a te, E Luisella. figurati. E un caro saluto a tutti voi, cari radioascoltatori di Radio Libertà. Vai con la sigla.